Oggi voglio parlarvi di questo. Sì, Diario di un genio, Salvador Dalì. Voglio riprendere con voi quell'appuntamento che ci eravamo dati per i periodi estivi. Infatti durante il periodo estivo voglio condividere con voi qualche piacevole lettura, qualche momento dedicato, diciamo, alle emozioni che scatenano le pagine di un libro, ed è quello che mi ha scatenato la copertina di questo eclettico artista che magari conosciamo tutti come pittore, ma che in realtà è stato un artista tutto tondo. Infatti la sua genialità ha trovato modo di esprimerla nel mondo del cinema, della pittura, della scultura, della sceneggiatura. E questo noi lo troviamo tra le pagine di questo libro scritto in forma di diario. Curioso per il fatto che non è un diario che spiega tutta la vita di Salvador Dalì, ma è un diario che ripercorre la sua vita dagli anni 52 agli anni 63, scritto in forma di striscia quotidiana, di piccoli assaggi di quella che era la sua genialità e che mi ha incuriosito soprattutto perché Salvador Dalì stesso dice: «Qui non dirò tutto, ci saranno delle pagine bianche di questo diario che copre gli anni dal 52 al 63 della mia vita risegreta». Su richiesta infatti dell'editore, lo scrittore lascia proprio delle pagine bianche che saranno motivo di curiosità per coloro che vorranno approfondire, così come penso che farò io, la vita e le stranezze di questo genio, Salvador Dalì. Per il momento io mi ributto in questa bellissima lettura.